sono 2982 gli espositori come vediamo, da 100 paesi, 50 standi tipici. I punti di forza sono sicuramente un'esperienza unica. Questa manifestazione è nata e si è fermata 18 anni fa, è partita, se volete, con qualche perplessità. Nessuno avrebbe pensato, cioè nessuno avrebbe scommesso che ben 2900 espositori, di cui almeno 1500 stranieri, si sarebbero dedicati per 9 giorni, si sarebbero spostati a 10 giorni, a 9 giorni più l'allestimento a Milano per partecipare, diciamo, alla manifestazione, quindi abbandonando la bottega con tutta una serie di azioni che si stanno dietro. Invece questa manifestazione si è fermata grazie a tanti fattori. Milano è la capitale economica, indipendentemente dal momento di crisi che stiamo attraversando, però lì c'è una capacità di spesa maggiore rispetto al resto d'Italia, e sicuramente il periodo prenatalizio è un periodo il più significativo sotto il profilo del consumo, dove la predisposizione da parte del consumatore all'acquisto è più alta.